dei giocatori. Ci risiamo? Ci risiamo, siamo di nuovo in diretta. Io vado per l'intervista. Aspettiamo Gabriele. Ecco che è andato a recuperare Falbo. Prova? Okay. Ci siamo. Siamo qui con Falbo, il libero del Crotone. Allora, innanzitutto complimenti per la tua prestazione, sei andato su ogni pallone, sei stato bravissimo in ogni singola copertura. Un Crotone che ci ha provato nel primo set, ha preso coraggio, stava per scontrare la prima in classifica e poteva fare qualcosa in più. Hai detto bene, ci abbiamo provato, loro sono molto più bravi di noi, si vede, cioè è palese. Sono una squadra costruita per fare il salto di qualità, quindi cioè, non c'è nulla da dire, solo questo. Non c'è nulla da dire, bravi loro veramente. Siete un po' delusi? O ci avevate creduto dopo il primo set? Ci abbiamo creduto perché noi non abbiamo nulla da perdere. Se perdevano loro questa partita, un po' li bruciamo, cioè, sinceramente. Quindi, a noi che vuoi? Non conta tanto fare punti con loro, però conta fare punti con le squadre in cui andiamo a affrontare, che sono sotto di noi. Sì, state lottando per la chiave salvezza e quindi vi servono punti. Servono gli scontri diretti, sì, assolutamente. Se vinciamo contro questa squadra, anzi, bravi noi. Grazie, grazie. Ora aspetto, vediamo se riesco a trovare il mister Tomasello e là sotto lo vado a chiamare. Mister Tomasello, fin qua. Allora, una Jolly che nel primo set ha avuto un blackout, c'è sempre questo blackout, ma forse c'è stata la stanchezza della partita di giovedì, una guerra quella di giovedì. Vabbè, stiamo lavorando molto in palestra, abbiamo tanti impegni, tra cui anche la Coppa, non è stato facile perché giovedì abbiamo fatto una vera e propria battaglia a Bisignano. È chiaro che l'atteggiamento con cui abbiamo iniziato questa gara non è stato dei migliori, però io dentro lo spogliatoio avevo detto ai ragazzi che il nostro obiettivo era vincere e abbiamo vinto, quindi non ho niente da recriminargli. È chiaro che se avessimo fatto delle cose un po' meglio forse saremmo riusciti a vincere anche 3-0, a chiudere subito la gara, però non credo che a questo punto importi tanto il 3-0 e il 3-1. Io credo che questi ragazzi stiano dando il massimo, che una volta ogni tanto si rilassino in qualche frazione di gara, secondo me anche, sì, secondo me anche umano, ecco. Non voglio tirare troppo la corda con loro, so che mi vogliono bene perché mi seguono. No, mi seguono, non mi vogliono bene, mi seguono. Questo è l'importante, ci siamo detti delle cose e abbiamo fissato dei punti e degli obiettivi che stiamo cercando di portare al termine. Io credo che al di là della prestazione individuale di ognuno di questi ragazzi, io penso che si debba premiare il collettivo. In mezzo a questi obiettivi c'è l'imbattibilità, perché davvero la Jolly non vuole più perdere, si è visto anche a Bisignano. Sì, allora il discorso dell'imbattibilità io la lascio per ultima, perché per me una crescita, la crescita di un gruppo di lavoro, di una squadra passa anche dall'errore, quindi anche da qualche partita persa. Io penso che
vincere un campionato, arrivare bene ai playoff, credo che non penso che l'imbattibilità ci dia più stimoli, ecco. Io penso semplicemente che se ci arriviamo e non siamo stati imbattuti è una cosa ancora più bella, però non ci pensiamo noi, almeno io personalmente non ci penso. I ragazzi, credo che ai ragazzi vada bene così. Forse aspettano la prima sconfitta così per scrollarsi di dosso anche questa cosa qui, che si dice in giro che siamo imbattibili, che siamo immortali, che non moriamo mai. Io invece penso che sappiamo giocare bene a pallavolo e l'abbiamo dimostrato nelle ultime 3 fazioni di questa partita qui e anche nelle 20 gare che abbiamo fatto prima. Varammo un po' sottotono, questione fisica o mentale? Ma lui Giacomo ha avuto qualche problema fisico all'inizio, ha tirato la garretta fino a che ha potuto, adesso c'è da mettersi al meglio. Io non penso che sia sottotono, io credo che è chiaro che quando innesti 2 o 3 nuovi acquisti un po' l'equilibrio della squadra si viene a perdere. Dobbiamo solo attendere che tutti si trovino a loro agio, perché tutti avranno la possibilità di giocare, nessuno escluso, tutti mi servono, perché come tu hai ben visto a Bisignano abbiamo iniziato la partita con una formazione e ne abbiamo finita con un'altra, quindi io credo che lui mi possa dare ancora una grossissima mano, ci possa dare ancora una grossissima mano, ma non credo proprio che ci siano particolari problemi. Ci sono dei momenti in cui sali, dei momenti in cui scendi e dobbiamo essere bravi a diciamo recuperare quel gap che ha questo giocatore, eventualmente anche con l'innesto di un altro giocatore. Perfetto, grazie mister. Noi possiamo chiudere qui la diretta, grazie ancora per averci seguito. Linea Terena. Sì, arrivederci alla prossima, che si terrà il giorno 10 marzo dove siamo? A Montalto. Ore 16, almeno così porta sul sito, ore 16 a Montalto Fugo, Cosenza. Benissimo, qui è tutto, arrivederci alla prossima.